Parla tifoso napoletano. Siamo tornati con un'altra edizione del nostro canale di notizie, portando informazioni interessanti sulla prossima partita del nostro amato Napoli. Prima di entrare nel dettaglio delle formazioni, vi chiedo di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Ora andiamo dritti al punto. Domenica prossima, alle 20:45, si disputerà una sfida elettrizzante allo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli affronterà la Fiorentina nell'8° turno di Serie A. E abbiamo già informazioni sulle probabili formazioni di entrambe le squadre secondo il comunicato. Redazione Sky Sport. A partire dal Napoli, Rudy Garcia pensa a un cambio in difesa, inserendo Di Lorenzo, Ostigard e Nathan dopo le polemiche su Mario Rui. A centrocampo i favoriti per ora sono Anguissa, Lobotka e Zielinski. E in attacco ci aspetta il tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. La Fiorentina, guidata da Italiano, opterà probabilmente per il 4-2-3-1. Con l'infortunio di Christensen in porta ci sarà Terracciano. Nel settore difensivo, Kayode, Milenkovic, Martinez e Biraghi possono formare la linea di difesa. A centrocampo Arthur e Duncan sono i favoriti per la maglia da titolare. In attacco, i tre dietro alla prima punta dovrebbero essere Nico Gonzalez, Bonaventura e Brecalo, con Zola reduce da un infortunio e in competizione con Beltran per il posto in attacco. Tifosi azzurri, allo stadio Diego Armando Maradona tutto è pronto per una partita emozionante. Le probabili formazioni mostrano che entrambe le squadre si stanno preparando per una battaglia intensa. Ora vogliamo sapere la tua opinione. Come vede le formazioni proposte per la partita contro la Fiorentina? Quali sono le tue aspettative per questa partita? Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi i tuoi pronostici e non dimenticare di mettere mi piace a questo video e iscriverti al canale per altre entusiasmanti notizie sul Napoli. Insieme, siamo la forza che guida il nostro club. Forza Napoli sempre!